Buona la terza. Il Consiglio Comunale di Favara ieri sera, ultimo giorno utile, ha approvato la determinazione della tariffa Tari anno 2023, necessaria per poter effettuare la bollettazione della tassa sui rifiuti. Già due volte i consiglieri di opposizione, che sono la maggioranza numerica in Consiglio Comunale, avevano bocciato tale richiesta, facendo cadere nel vuoto gli appelli del sindaco Antonio Palumbo e le motivazioni tecniche ed amministrative espresse dalla segretaria generale e dalla dirigente del settore. Per approfondire la tematica Tari, ma anche per parlare del servizio svolto e del capitolato d'appalto, la presidente Miriam Mignemi ha riunito un tavolo tecnico civico finalizzato a trovare proposte e soluzioni per ridurre i costi e migliorare il servizio. Un confronto tenutosi la scorsa settimana con esperti esterni, tecnici del settore, che hanno iniziato un percorso mettendo in campo idee e proposte. Ieri sera in Consiglio Comunale non sono mancati gli scontri, sono state confermate le posizioni diametralmente opposte dei tanti irriducibili, ma sono emerse anche posizioni più morbide. Ad animare il dibattito i consiglieri di opposizione Pitruzzella, Virone, Montaperto, quelli di maggioranza Cucchiara e Bellavia. Dal canto suo, il sindaco Antonio Palumbo ha preferito non inasprire di più lo scontro, anche se non sono mancate spigolature più o meno acute in risposta a dichiarazioni più o meno forti, ma c'è stato anche l'invito a resettare e ripartire con uno spirito diverso. Alla fine è prevalso il buonsenso, abbiamo sempre detto, non era un atto di capriccio, non c'era niente di politico, era un atto squisitamente tecnico-burocratico, le tariffe andavano approvate per evitare danni maggiori alla collettività. Purtroppo in questa perdita di tempo, ahimè, un po' di danni l'abbiamo fatto, perché con un adeguamento di 140.000 euro abbiamo bloccato la bollettazione per 6 mesi, quasi 6 mesi. Ci sono state diverse sfaccettature, io ho apprezzato chi ha ritenuto, dopo essersi informato con consulenzi, con il tavolo tecnico, con professionisti, che l'atto andava votato e ha votato sì. Ho apprezzato anche chi si è astenuto. Era un atto che doveva essere votato. Sorvolo sulle polemiche, perché dovevamo parlare di tariffe e si è parlato di tutt'altro, però siccome faccio il sindaco, ho delle responsabilità importanti, devo garantire quotidianamente le emergenze e che questo ente vada avanti, non posso soffermarmi su queste polemiche, su queste accuse, a volte anche pesanti e totalmente fuori luogo. L'invito che faccio a tutti è di rimboccarci le maniche. Se c'è voglia di collaborazione, la mia porta non è mai stata chiusa. Non rimodulerò mai il mio progetto politico, perché questo è quello che è stato votato dai cittadini, la collaborazione massima sull'interesse della collettività, però veramente non posso soffermarmi sui capricci o sulle impuntature, perché la Favara va gestita e ha miliardi di emergenze. Io ho mantenuto la linea che ho mantenuto nei precedenti consigli comunali, ho fatto delle osservazioni riguardanti il capitolato speciale d'appalto, dove ci sono delle cose che sono emerse dal tavolo tecnico che devono essere chiarite. Il centrodestra tutto ha acceso un faro importante sul problema dei rifiuti, perché deve aggredire questo problema. Le famiglie oggi non riescono più a pagare questo contributo così esoso. Secondo me si deve lavorare in maniera molto decisa anche con l'aiuto di soggetti esterni per risolvere questi problemi e cercare di capire se ci sono delle responsabilità, ovviamente, e capire di chi sono queste responsabilità per risolvere il problema. Ci sono delle sanzioni che anche i tecnici hanno emerso, che possono essere fatte richieste alle ditte che eseguono il servizio, perché non arriviamo al 65% della raccolta differenziata, perché comunque il servizio non viene svolto ai massimi livelli come dovrebbe essere. Quindi secondo me bisogna insieme ai tecnici lavorare per cercare di ridurre questa tassa, perché una famiglia di 5 persone non può permettersi di pagare 1.000 euro al mese. Il voto, come dicevamo, è stato positivo e la determinazione delle tariffe Tari è stata approvata. 17 i consiglieri presenti in aula al momento del voto, con alcuni che hanno preferito uscire e non votare. 8 i sì,
arrivati dai 3 consiglieri di maggioranza, Bellavia del PD, Cucchiara e Airofarulla di Favara per i beni comuni, i 3 consiglieri del gruppo DC, Fanara, Castronovo, Sorce, e poi Nobile di Forza Italia e Milazzo dell'UDC. 6 i no, Lentini, Dalle Cardillo, Pitruzzella, Lombardo, Indelicato e Cipolla. 3 gli astenuti, Maglio, Montaperto e Mignemi. Un voto della Tari che ha comunque evidenziato un rapporto conflittuale e la difficoltà che il sindaco Palumbo in consiglio comunale ha, potendo contare ufficialmente solo su 3 consiglieri dei 24. Un conflitto destinato a durare per tutto il mandato? Io penso e spero di no, perché è chiaro nelle ultime uscite che quel fronte combatto che era solo strumentale ed era ostruzionista nei confronti dell'amministrazione va scemando. I consiglieri comunali capiscono benissimo che si sta lavorando per il bene della città e sugli atti che sono da votare votano, sugli atti che hanno da votare contro. Quella parte, diciamo, estremista dell'opposizione va diminuendo sempre più di numero e spero che col tempo possano capire che da parte mia c'è solo l'apertura totale. Bisogna però rispettare quello che è il risultato elettorale, non bisogna fare demagogia sull'argomento. La legge elettorale oggi dà ai sindaci la possibilità di gestire gli enti anche senza numeri, questo stabilisce la legge elettorale. Bisognerebbe avere la correttezza di capire che i cittadini hanno scelto e hanno scelto in modo chiaro. Fra 5 anni saranno i cittadini a valutare, o l'anno prossimo se vogliono sfiduciarmi, ma fare ostruzionismo al sindaco perché non hai numeri, oggi si parlava che questa cosa da vedere chi vince, se vince il sindaco, vince i consiglieri comunali, in realtà perde la città. Bisognerebbe capire che c'è stato un progetto politico con degli assessori ben chiaro ed è stato votato dai cittadini, bisogna dare a questo progetto politico la possibilità di governare la città. Ripeto, fra 5 anni, se il sindaco Palumbo ha governato male, i cittadini lo manderanno a casa. Però farmi ostruzionismo solo perché io non ho i numeri, diciamo che non è molto responsabile nei confronti della città.